sei molesto, stai venendo a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi, siete stupidi, la società è una merda fatta da gente come voi. State zitti, basta, mi avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni! Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare il culo, frocio di merda! Coglione! Basta, dai, ciao ragazzi, ciao! Allora, per non fare la parte di quello che dà ragione a lui, io non vado avanti perché qua siamo tornati indietro, però vi faccio vedere quanto nobile io sono. No, ma lo so, non ho bisogno che me lo diciate voi. È bella questa scena, vero? A me non disturba, sono abituato a cose molto più gravi. Indignazione ce l'ho io perché siete voi al mondo. Guarda come ridi, sai che la tua faccia da schiaffi mi ricorda un po', sei tra alto, grasso, e c'è proprio la faccia di uno che ride quando deve prendere gli schiaffi, la faccia da schiaffi, la famosa. Perché ridi? Non c'è da ridere. Ti fa ridere, vero? Tu ti senti migliore, no? Ridicolo trovi ridicola la scena, vero? Tu da mischiato tra i tanti senti che è ridicolo quello che stai vedendo. Poi ridi, giusto? No, ma voi che mi dite smettila, voi che mi diciate smettila, ma siete i direttori artistici, questo è spettacolo, io decido di farlo o non farlo, cioè siete il pubblico, cosa vuoi smettila? Ma che? Ma siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono, non sapete chi sono, non sapete assolutamente, cioè andate a casa vostra. State zitti, andatevene, rispettate quello che state vedendo, perché è arte, non la vedrete da un'altra parte. Smettetela! Ma che vuoi tu? Che vuoi? Vieni qua, dai, fatti vedere in faccia, fatti vedere, dai, fatti vedere. Lui ha detto sente coglione, la smetti. No, vieni, a me interessa il motivo per cui io devo smetterla. Questo è lo spettacolo, a me dispiace per chi soffre di questo. Ma mi fai cosa? Dimmi di cosa devo... Ma perché? Ma che vuoi tu da me? Sei il direttore artistico? No, ma io, cioè, no, ma quello non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, umanamente fate pena, chi si comporta come te fa pena, cosa vuoi venire a dirmi? Smettila, perché? Perché vado a cagare? Perché devo andare a cagare? Perché non ho cantato le canzoni di Battiato, ho fatto altri capolavori? Ma tu cosa c'entri con Battiato? Ma te cosa c'entri? Ma è certo che è ovvio che uno con... Ma che vuoi? Canta e stop. Ma scusate, ma cioè... Ma... gente senza dignità. Guarda, ma veramente, cioè... No, ma che brutto che esistano persone così, è questo che rende la merda questo paese dove siamo, sono proprio questi, fanno schifo, rendono questo paese un paese incivile, siete degli incivili, siete dei bifolchi, degli incivili, e smettetela! Guardate, Battiato vi avrebbe mandato a fare in culo, ma molto peggio di me, non sapete neanche chi era Battiato! Secondo voi con che coraggio io adesso mi metto a essere gentile? Perché la musica è gentilezza. Come posso io adesso tirar fuori il bello? Dopo che ho visto questa volgarità? No, non lo devo fare, non sono obbligato a farlo. Non sono obbligato. I soldi non mi interessano. Non sono obbligato a cantare. Ok? Canto solo se ve lo meritate. Sia chiaro, e se io sto bene, se ho un'emozione tale per cui mi piace la bellezza, mi piace... Ma smettila, senti quello che ho da dire, imbecille, ignorante, senti quello che ho da dire. Ma vengo a casa tua perché io sono di Milano, per cui non posso andare a casa, dammi la casa. Vengo a casa tua, sei tu che abiti qua, no? Io non posso andare a casa. Andare a casa. Va bene. Chiusa questione.
È difficile però andare avanti essendo degli esseri umani.